Tutto ciò che è legato alla Prima Guerra Mondiale rappresenta un enorme patrimonio storico e culturale che va conservato, valorizzato e condiviso. Un percorso di pace che muove le persone alla scoperta di luoghi testimoni di un passato di sofferenze, che ci portano a riflettere sull'importanza della pace tra i popoli. Paesi che hanno scelto di unirsi nel rispetto e nel reciproco aiuto, diventando tra essi solidali e condividendo quei valori che permettono alla fratellanza di essere il fondamento del presente. In Europa, alla fine dell'Ottocento, inizia la corsa alla costruzione di forti e strutture militari in punti strategici. Nei primi del 1900 i venti di guerra sferzano sempre più funesti e le operazioni di fortificazione vengono sempre più intensificate. Cavallino Treporti, oggi fiorente località turistica, in quel periodo vide la costruzione di due importantissime opere: la batteria Pisani e Amalfi. Pensate per la difesa del litorale veneziano da un possibile attacco navale, le strutture attrezzate con torri corazzate non entrarono mai in funzione per la salvaguardia di Venezia. Solamente la batteria Amalfi, che prende il nome dall'incrociatore affondato nel luglio 1915, grazie ai cannoni con gittata di 20 chilometri, fu di supporto durante le battaglie sul Piave del 1918. Il Museo Pisani, realizzato all'interno dell'imponente struttura in cemento armato, rappresenta il fulcro dei percorsi che lega tra loro le fortificazioni presenti sul territorio. Al suo interno, le varie sale raccontano con esposizioni tematiche il conflitto, in particolare il ruolo dell'ingegneria e dell'industria bellica che rivoluzionò per sempre il modo di fare la guerra. Queste imponenti strutture, costruite per fini bellici, oggi vivono una nuova vita, ospitando al loro interno ricordi e cimeli che insegnano ad ognuno di noi il valore della pace, unica vera arma per il nostro futuro. Nel 2018, in occasione del centenario della Grande Guerra, la regione del Veneto ha deciso di proclamarsi terra di pace, a memoria delle sofferenze vissute dai territori e dalle popolazioni.